nuovo vlog. Non siamo a casa, siamo in una stanza d'hotel numero 405, come a Milano, è uguale a quella di Milano, non ci credo, quelli di una volta. Allora, questo hotel ha la particolarità che cioè, certe stanze non sono state ristrutturate, perché sennò alcune sono ancora vecchio stile. Adesso vi faccio vedere la stanza. Questo è il corridoio, vedete che è tutto ristrutturato. Non voglio parlare troppo forte. Ok, stanza, eccoci qua. Allora, questa è la porta d'ingresso, è più piccola rispetto a quella dell'altro hotel. Questo è un altro hotel, è l'Hotel Concordia. Non ci siamo mai stati e l'ho prenotato perché c'erano queste camere qua fatte nuove, ristrutturate, fronte mare, in una posizione perfetta. Quindi questi sono per le tapparelle, quindi sono elettriche, meraviglia. Questo penso sia il condizionatore, sì, penso proprio di sì. Allora, dall'ingresso questa è la visuale, vi faccio una panoramica col grandangolo che così vedete meglio. Comodino, telefono, letto, qui c'è una piccola area scrivania, TV, specchio, qua c'è la nostra roba. Abbiamo una finestra di qua, quindi laterale, e guardate, vediamo già dalla stanza dell'hotel gli aquiloni, una meraviglia. Cioè, l'anno scorso eravamo veramente lontani, invece quest'anno sono riuscita a prenotare qua. Quindi abbiamo una finestra qui e una finestra qui, ma qua usciremo dopo. Qui c'è il bagno, che io non sono ancora entrata, e è piccolino, madonna mi fa ansia. Ah, vabbè, questo è il bagnetto, però tutto nuovo, quindi bello, insomma, normale. Lavandino anche carino, piccolo, non è mica tanto pulito, però lasciamo perdere. Non andiamo a vedere questi dettagli perché è solo un weekend, quindi meglio non rovinarselo. E qui c'è una doccia bellissima, grandissima, tonda, un semicerchio. C'è questo coso di plastica con carta igienica, il phon per i capelli, i bicchieri, i 2 asciugamani, questi qua sono quelli del bidet, sì, i 2 viso sono qua, questo è il bagnetto, e la stanza è questa. Molto bella, cioè bella, semplice, insomma, carina. Vediamo qua. Cassaforte, minibar. Mi stavo proprio chiedendo, ma il minibar dove caspiterina è? Qui, ed è anche vuoto, così ognuno può metterci quello che vuole. Cassaforte è chiusa però. Qui c'è un armadio, c'è un cuscino extra, non c'è nient'altro. C'è la chiusura quella rallentata, bellissima. E poi altro armadio. Quindi devo dire che, cioè, un armadio così, il cestino è là sotto, solitamente viene messo sotto la scrivania, invece l'hanno messo là sotto, è proprio andare alla ricerca del cestino qua. Io sinceramente il cestino lo metterei qua, che è più comodo. E niente, qui c'è lo specchio, vi faccio vedere l'esterno del terrazzino, metto sempre il grandangolo, così. Qui c'è una sedia di plastica col tavolino, che devo dire è anche comoda in questo momento perché c'è il sole proprio lì, quindi è perfetta. E c'è questo terrazzino con qui una poltroncina, un divanetto, dai. Ecco qua, molto comodo anche questo. E questa è la visuale che abbiamo da qui, cioè vediamo gli aquiloni già dalla stanza, è meraviglioso. Siamo al 4º piano e questo hotel ha 5 piani, qui siamo al penultimo. E dai, sono contenta, speriamo di dormire bene qua. Comunque avete visto, c'è Super Mario? Sì, c'è Super Mario, ci sono anche i Minions qua davanti. Poi la via c'è lo squalo. L'anno scorso proprio ce li eravamo persi tutti. Meraviglia. Mi piace questo qua tondo, questo qua. E i colori mi piacciono. Silvestro, Tinti, c'è Pluto, c'è Topolino. E anche di là ce ne sono altri. Un cavallo. Meraviglia. Vabbè ragazzi, ok. Allora questo è tutto. Adesso noi io vado in bagno a fare la pipì assolutamente, poi dobbiamo scendere e andare a parcheggiare la macchina perché qui non c'è posto.
quindi ci lasciano un ticket per andare in un parcheggio. Madonna, a momenti mi chiude la tapparella addosso. Sta giocando coi bottoni, coi tasti. E dobbiamo andare a vedere di questo parcheggio, che ci danno loro una tesserina per un parcheggio esterno. No, che questa è l'aria condizionata. Sta a accenderla, che si sta bene così. Va bene, dai, vado in bagno. Ci sentiamo prossimamente. Allora, io ci tengo a dire una cosa. Abbiamo fatto la scoperta di un parcheggio che tra l'altro è coperto, custodito e, vabbè, a pagamento chiaramente. Però abbiamo fatto una scoperta perché costa, cioè forse costa anche un po' meno rispetto a quello dove andiamo di solito. Non so, adesso andiamo a vedere i prezzi anche dell'altro. Qua da 8 a 24 ore costa 15 euro. Adesso vediamo l'altro. I primi 45 minuti è gratuito, ma non ci interessa quello. Però è stata un po' una scoperta. Tanto ce l'abbiamo fino a mezzogiorno di domani, gratis, incluso col prezzo dell'hotel, quindi se vi interessa saperlo. La camera è costata 166 euro, se non sbaglio, non mi ricordo, però mi pare 166. È un pochino alto, ma anche no. È un pochino alto se andiamo a vedere che è un 3 stelle, non è un 4 come al solito. Però ho detto, beh, facciamo la prova di andare in un 3 stelle, che così magari costa anche un pochino meno. Perché quando ci sono questi weekend che attirano tantissima gente, i prezzi lievitano. E io ho prenotato praticamente quasi un mese fa perché adesso sarebbe costata molto di più, anzi non sarebbe neanche stata più disponibile in questi giorni. C'è una marea di gente, però, cosa positiva, non abbiamo fatto tanta colonna per entrare a Jesolo, stranamente, perché, ma forse perché questo festival degli aquiloni è iniziato ieri. Ah sì, non vi ho detto, siamo venuti qua per il festival degli aquiloni, però l'avete capito, ma insomma era quello l'obiettivo di questo weekend. Allora, adesso attraversiamo, se siamo in grado, se ci fanno passare più che altro, che vabbè, gira di là, sono fermi sulle strisce. Allora siamo andati a vedere il parcheggio, il solito, e è ancora gratuito quello dove andiamo di solito, solo che è pieno. Quindi alla fine abbiamo fatto benissimo a prendere il parcheggio dell'hotel, convenzionato con l'hotel, che alla fine non paghiamo niente fino a domani a mezzogiorno, quindi ci risparmiamo un bel po' di soldi e poi si pagherà quello che ci sarà da pagare. Bene, adesso siamo in via Bafile, c'è una marea di gente, ci sono ancora coriandoli qua. Allora, qua davanti c'è Kitty gigante, però a me piace quel drago lassù, bellissimo, anche i colori mi piacciono un casino. Poi vedremo stasera che dovrebbero esserci quelli illuminati. Sono tutti morti sulla spiaggia praticamente gli aquiloni. Adesso in volo ce ne sono ben pochi. Ah, ci sono gli alieni, sono rimasti quelli, sono rimasti 2 squali e il sole adesso è lì. C'è un po' di traffico, eh. Gnocchetti con gamberi e radicchio, ok. Io solito classico proprio, io vado sul classico perché almeno so che mi piace. Visto che è sera, vi faccio vedere com'è la stanza tutta illuminata la sera. Ci hanno messo le luci qua dietro il letto, sopra l'armadio, di qua è così, è luminosissima. È bello, dai. Invece il bagno, che prima non avevo acceso la luce, sì che non so. Vediamo. Ah, anche il bagno è straluminoso. Ok. Oh, ciao. Allora, al momento fuori, aspettate che ho tirato giù anche la tapparella, al momento fuori non c'è, cioè ci sono solo questi 2 aquiloni qua davanti e basta. Alle 9 dovrebbe iniziare il volo notturno degli aquiloni illuminati, con giochi di luce, insomma, quelle cose là. Al momento non c'è quasi nessuno che passeggia, cioè sì, dai,
rispetto a un mese fa c'è gente, perché un mese fa, non ve l'avevo raccontato, avevamo fatto la sera dopo cena tutto il lungomare, un bel pezzo di lungomare, ed era deserto, eravamo da soli, completamente da soli, e non era tutto illuminato, tra l'altro c'erano dei tratti bui completi, proprio da avere anche paura che magari qualcuno saltasse fuori dai cespugli, per dire. Vabbè, comunque non vi ho fatto vedere. Ah, dov'è la ruota? Ah, si vede solo l'angolino. Là c'è l'angolino. Ah, là dalla finestra si vede meglio. Guarda che vento che c'è. Comunque è ancora presto per lo spettacolo. Noi siamo andati alla macchina a prenderci le bottiglie d'acqua e io ho preso anche la giacca. E basta. Adesso aspettiamo le 9. Poi andremo a prenderci un gelato anche. Io non avrei lasciato così libero, libera visuale così. Io avrei messo, sapete quei teli, li fanno apposta da mettere alternando dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori. Ecco, io avrei messo uno di quelli per proteggere un po' la vista, insomma, perché da giù vedono dentro la stanza tranquillamente se le tapparelle non sono tutta la sera. Quindi io per un po' di privacy, cioè, ci avrei messo un telo qua. Sapete che io sono quella per la privacy proprio, e così è tanto esposto. Mi fa anche un po' impressione mettermi qua, perché è tanto esposto, non so. Vabbè, dai. Vabbè, stanno arrivando un po' di nuvole, purtroppo. Domani dovrebbe essere ventosissimo. Almeno gli aquiloni riusciranno a volare bene col vento. Devo approfittarci un po' di luce. Gelatino, solita nostra gelateria. Siccome ci conosce quella lì, la proprietaria della gelateria, ha mollato tutto, ha visto noi, è arrivata da noi a servirci. Perché stava iniziando a servire altri. Poi visto che c'eravamo noi, si è illuminata, ha detto aspetta che vado da loro. Vabbè, insomma. Solo che non abbiamo potuto parlare un attimo. No, non abbiamo potuto chiacchierare perché era pieno di gente. Poi magari domani facciamo un altro salto e via. E niente, adesso il gelatino. E andiamo qua sul lungomare, ma è tutto buio. Si vede? Ecco, un po' di luce, grazie. Qua è tutto buio qua davanti a noi. Ecco, questa è la luce che c'è davanti a noi. Zero quasi. Cioè, no, non si vede proprio niente. Vanno economia. Ecco, vedi? Ecco come il mese scorso qua è tutto spento. I lampioni non sono accesi. Ci sono dei pezzi di lungomare che sono tutti spenti. Ecco, come il mese scorso. Vedete? Qua è tutto spento. Ecco, che è anche pericoloso se andiamo a vedere il tutto. Vabbè. Che bello! Con le luci. Bello bello.